tutti. Siamo contenti di essere qui in mezzo a voi per festeggiare questo evento così glorioso che ogni anno arriva sempre più bello, il Natale. E vogliamo farvi tanti auguri a voi, alle vostre famiglie, di un felice anno anche, che veramente Gesù possa essere vivente e presente nella nostra vita tutti i giorni, però non solamente il 25 dicembre, ma sempre, sempre, sempre. Il coro gospel canterà queste lodi della nascita di Gesù, del Natale, e siamo veramente contenti di essere qui nella vostra bellissima valle che adoro e che, anche se veniamo dalla Val Belluna, ma la Val Zoldana ci piace tantissimo e siamo contenti di essere qui insieme a voi e cantare per voi e per il Signore. Grazie e buon ascolto. Bene. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Grazie. Sopra i cieli ancor più su, dolci canti gli angeli, e dai monti fin qua giù, portan gioia ai deboli, gloria, in excelsis Deo.
Betlemme correte, adorate il Redentore e da Lui cantate quello che vi dice il cuore. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Oh, 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 oh. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow. But if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride. If I have faith, you need to borrow. No one can feel those of your needs that you won't let show. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. If
nato Re. Splendore di Betlemme, da nel chiarore del cielo, una gran stella vi aspetta, senza paura andate là. Andiamo presto che il sogno, una promessa ha rivelato, il Salvatore del mondo, Redentore e Principe. È nato Re, è nato Re, sarà Lui che ci libererà. È nato Re, è nato Re, sarà Lui che ci libererà. Lo splendore di Betlemme, nel chiarore del cielo, una gran stella vi aspetta, senza paura andate là. Andiamo presto che il sogno, una promessa ha rivelato, il Salvatore del mondo, Redentore e Principe. È nato Re, è nato Re, sarà Lui che ci libererà. È nato Re, è nato Re, sarà Lui che ci libererà. È nato Re, è nato Re, sarà Lui che ci libererà. È nato Re, è nato Re, sarà Lui che ci libererà. È nato Re, è nato Re, sarà Lui che ci libererà. È nato Re, è nato Re, sarà Lui che ci libererà. È nato Re, è nato Re, sarà Lui che ci libererà. È nato Re, è nato Re, sarà Lui che ci libererà. 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 Voglio parlare di un argomento così tanto importante, quello del Natale. Cioè, oggi noi diamo gloria a Dio. Diamo gloria a Dio perché Dio è buono ed è anche fedele ed è misericordioso. Io auguro a tutti in questa valle e auguro a tutte le nostre famiglie di vedere ogni giorno il volto di Dio, il Padre che ci ha mandato Gesù, e auguro a tutti di sentire che Dio è sempre vicino a noi e ogni momento della nostra vita dobbiamo avere l'idea di servirlo e di adorarlo. Avviciniamoci a Dio, perché Dio è presente nella nostra vita, Lui è la luce, come ci viene descritto nel Natale e nei Vangeli.
è la luce, è la pace, è anche somma povertà ed è anche rifiuto. Entriamo nel Natale con i pastori che portano a Gesù qualcosa di particolare. I pastori portano a Gesù quello che realmente sono, emarginati possibilmente, forse come me o a volte come altre persone, con delle ferite dentro il cuore o forse con dei peccati che abbiamo. I pastori ci rappresentano questo porsi al Signore, quindi che lo Spirito Santo illumini i nostri cuori perché possiamo riconoscere nel bambino Gesù nato a Betlemme dalla Vergine Maria la salvezza che Dio ci ha donato e che vuole donare a tutti sulla terra. E quindi possano i nostri occhi come i pastori aprirsi di stupore, di meraviglia. Tutti i popoli della terra possono essere stupiti dalla grazia di Dio. Voglio dire a me stesso e a voi, prima di cantare ancora altri canti, che dove nasce Gesù nasce la speranza. Io ci credo e credo che tutti noi ci crediamo, perché Gesù porta speranza. Dove nasce Dio nasce la pace, e dove nasce la pace non c'è posto per l'odio e non c'è posto per l'arroganza, non c'è posto per la guerra. È una notte di gioia quella proclamata dagli angeli a Betlemme. È una notte, è un giorno di gioia anche per noi in questo momento, perché oggi, e non solo oggi come ho detto poco fa, ma per sempre, Dio, l'Eterno, infinito, misericordioso, Dio con noi, l'Emmanuele, che vuol dire Dio con noi, è pieno di luce in questi giorni nelle nostre famiglie. E quindi questo meraviglioso Salvatore nato a Betlemme dalla Vergine, profetizzato dalle profezie, e vuole essere la gioia, la speranza di ciascuno di noi, ma non vuole essere anche la speranza per noi, ma vuole essere anche la speranza per tutte le guerre che ci sono nel nostro mondo, per quanti stanno soffrendo per una mancanza di posto di lavoro, per quanti non trovano pace nelle famiglie, per i bambini che non possono vivere la propria adolescenza, per quante donne maltrattate e per quanto orrore c'è nel mondo. E quindi la bellezza del Natale vuole essere che Gesù ci ama di un amore eterno, e se noi apriamo il nostro cuore a Gesù, Lui, come ci dice un passo del Vangelo, entra e dimora in noi. E ora continuiamo con un canto ancora del Natale che ci parla proprio di Osanna per sempre. Si chinano gli angeli davanti a te, dall'oscurità trovi a luce in te. Pagasti tu dando vita a noi, Osanna per sempre ti lodi.